Nel primo pomeriggio di giovedì 27 agosto tra le 14 e le 14:30 un escursionista fiorentino di 58 anni ha perso la vita nel gruppo degli Off di Montasio, al confine tra Chiusaforte e Dogna. L'uomo stava percorrendo il sentiero CAI 663 insieme a una comitiva di 13 persone, quando è precipitato per circa 150 metri in un profondo canalone sotto la torre di Stace a 2200 metri di quota, nel tratto che collega Forca di Stace al bivacco Suringar. L'allarme è stato lanciato dai compagni di cordata e da alcuni escursionisti di passaggio che hanno assistito alla tremenda caduta, una caduta che non gli ha lasciato scampo ed è deceduto sul colpo, con i soccorsi che al loro arrivo hanno potuto solamente constatare il decesso. Durante le prime fasi dei soccorsi si è verificato un ulteriore imprevisto. Nella confusione seguita all'incidente, 5 membri del gruppo si sono separati dagli altri, facendo scattare una seconda richiesta di SOS. La centrale operativa Sores ha subito attivato la stazione del soccorso alpino di Cave del Predil, la Guardia di Finanza e dell'Isoccorso regionale per trasportare l'equipe medica e i tecnici direttamente in parete. Le operazioni di recupero sono in corso e risultano particolarmente complesse a causa del terreno impervio, mentre l'operazione principale si è conclusa con il recupero del corpo della vittima, che è stato trasferito a valle e consegnato ai servizi funebri. L'identità dell'uomo al momento non è ancora stata resa nota.